Valentina, cosa stai facendo? Quello che non fai tu, la cena. Prepariamo la cena. Certo, è già tardi perché immagino che la maggior parte dei nostri amici sia già a tavola, forse sta già anche digerendo. Noi da buoni siciliani ormai, visto che è estate, ceniamo non prima delle 10. Ahimè. Certo, questa cosa non mi fa felice, però E questa è un'ottima ricetta comunque estiva, anche se utilizzeremo il forno, però è una ricetta veloce, poi... vabbè, in 20 minuti di forno è pronta, quindi si può sopportare, dai. Tra l'altro oggi non c'è stato caldissimo, quindi Allora, voi intanto fateci sapere cosa state preparando per cena, ma scriveteci anche da dove ci seguite. e se si sente l'audio, perché la volta scorsa ho visto che c'era qualche problemino. Io non vorrei gridare. Fateci sapere quindi se si sente, se si vede bene questa live. Ecco, intanto Valentina. Allora, un'altra diretta con i peperoni. Guarda caso, anche la volta scorsa era una ricetta con i peperoni, però in estate cosa vuoi mangiare? Dai, la prossima sarà con le melanzane. Allora, questo è uno dei modi che preferisco per cucinare i peperoni perché è abbastanza immediato, anche se poi bisogna attendere per la cottura in forno, comunque è qualcosa che faccio velocemente. Adesso vediamo tutti i passaggi insieme. Allora, intanto Albino ci fa sapere che si vede e si sente bene, ci saluta anche Giovina. Ecco, scriveteci nei Ciao! commenti da dove siete collegati, ci fa sempre piacere sapere da quale località ci seguite. Allora, questo è l'ultimo peperone, quindi quanti ne abbiamo utilizzato? 3. Uno l'avevo già pulito, adesso facciamo questo, puliamo questo velocemente, anche perché dentro, vedi, hanno anche pochi filamenti. Andiamo a togliere semplicemente il picciolo e i filamenti bianchi e i semi, se ci sono, questo nemmeno ne ha. Quindi facciamo presto presto e li tagliamo a listarelle, così di circa un centimetro e mezzo. Non ti tagliare le dita. Veloce veloce, li metto direttamente in teglia, quindi evito anche di sporcare una ciotola. Sporchiamo proprio poche cose, solamente la teglia foderata con carta forno. Allora, Elisa ci saluta da Pavia, Giovina ci saluta dalla Basilicata e ci fa sapere che ha fatto le bruschette e l'hamburger. Bene, E bene. poi abbiamo chi ci segue dal Belgio, ciao Salvatore, un bacio anche a te. E Albino ci fa Ma sapere che ci questo sta dove? Su seguendo Vivo dalla Milano. Mangiando o su Bella Su Sicilia? Vivo Mangiando e siamo anche in contemporanea su Cibo Ah, siamo Doc. su Cibo Doc. Ho perso il conto con Ci tutte le segue da pagine che Milano abbiamo. Albino. Ma, allora, avete già cenato? A dire il vero, avevo un'insalata di riso che avevo già fatto stamattina molto presto per portarmi avanti perché sapevo che oggi avrei avuto una giornatina piena di lavoro. Infatti mi sono alzata con la consapevolezza che poi sarei rimasta tutto il giorno al computer a fare cose noiose. Quindi stamattina presto avevo fatto un'insalata di riso che poi abbiamo mangiato a pranzo ed è rimasta anche per stasera, però avevo anche questi peperoni che volevo consumare. E quindi ho detto vabbè, facciamoli anche se è tardi. Ed eccoli qui pronti per proseguire con la ricetta. Intanto ci arrivano i saluti dalla Germania, ciao Anita, Salvatore dalla Francia e poi John dal Canada, ciao. Mi sono accorta di non avere la mollica pronta, purtroppo, quindi la facciamo presto presto. Di solito uso dei panini un po' più morbidi per fare la mollica fresca. Facciamo la prova. Vediamo come viene con questo pane. Tanto non so se sentite in sottofondo questi motori, sembra di stare non so in quale metropoli, invece siamo Siamo, in un paesino con 4 anime, ma ci sono i disturbatori. siamo in estate, dai. No, no, e questo è uno dei motivi per i quali l'estate quasi quasi non la tollero più. Forse con la vecchiaia si cambia un po', da questo punto di vista. Una volta l'estate mi piaceva, adesso c'è troppa confusione. Allora sei Per i vecchia miei già? gusti, sì, sì, mi sento un po' vecchia. Stanno cambiando, dopo i 30 cambiano tantissime cose. Ma la pensione quando te la danno? No, per quella mi sa che forse mai arriverà. Se continuiamo di questo passo, chissà. Vediamo se riusciamo a frullarlo, Io non sono sicura con questa scorza che
è un po' più duretta, non mi va di toglierla perché non voglio sprecarla. In ogni caso va bene la mollica fresca. Sì, ma non è che tutti la trovano al supermercato, quindi proviamo a frullare adesso, dai. Allora, ciao Concetta, ciao Novella. Allora, infatti Ce la facciamo? balla un Balla po', un po'. Facciamo un po' di rumore. Ma non dovrebbe fare tutto questo casino, Ma Il bello della diretta. mi lascia un po' dubbiosa, Eh sì, perché non è che fosse troppo secco, quindi... Oh, come viene, viene, Io preferisco una mollica più sottile, però... Intanto adesso ci aggiungo l'aglio, così cerchiamo di frullarlo e viene più saporita la mollica, oppure si può mettere a fettine, non importa. Però magari a fettine rischiamo di bruciarlo in forno. Allora, ci arrivano i saluti dal Belgio, da Palermo, ciao Sara. Guarda Daniele, mettiamo l'aglio e il basilico, così cerchiamo di fare una mollica più saporita. Poi chi non la frulla, perché ce l'ha già pronta la mollica, mette tutto in teglia, anche l'aglio e il basilico, non fa niente. Io perché mi ritrovo così il mixer ormai sotto le mani e quindi provo a frullare anche le erbe aromatiche. Vediamo se ci riusciamo, dai, diamo ancora un giro di lame. Scusate per il rumore. Beh, vabbè, dai, io mi fermerei così viene anche più croccante. Mi fa un profumo questo basilico, guarda. Intanto Daniela ci saluta dalla Sardegna, ciao Daniela. Ok. Continuate a scriverci da dove siete collegati, ma Vabbè, fateci abbiamo sapere imparato anche. una cosa stasera insieme, che alla fine le muffolette, i panini morbidi è meglio utilizzarli per la mollica fresca perché tritano molto meglio. Invece questo pane casereccio che avevo acquistato stamattina, vedi, è anche un po' colloso, forse per questo non frulla bene, deve essere più asciutto. Abbiamo imparato quest'altra. Ciao Anna da Lecce, un bacione anche a te. Non importa. Noi andiamo avanti. Che adesso dobbiamo... Sai che faccio? Prendo anche il pangrattato e mischiamo pangrattato e mollica fresca. Possiamo mettere entrambe le cose. Ci arrivano i saluti da parte di Novella da Biella. Allora, allarghiamo. Adesso condiamo qui dentro, quindi lo facciamo proprio in un nanosecondo. Mettiamo il sale. Ok. Mettiamo il pepe. Non mi fai domande stasera, Daniele? Certe volte mi fai parlare. Mi dai l'assist. Sto leggendo un po' i commenti, ci scrivono da Siracusa, bellissima città che dobbiamo andare a visitare. Mettiamo i capperi. Mi scrivono ricetta ottima e poi da Reggio Calabria Rosanna. Mettiamo un po' di origano. Io abbonderei volentieri perché mi piace davvero tanto l'origano, però mi sono accorta che delle volte mi crea dei problemi con la digestione. Sarà un caso? Sarà in abbinamento ad alcune cose? Non so, però non esagero, dai, così mi metto al sicuro. E poi, Daniele, ti ho detto tira fuori dal frigo le olive, ma non me ne serve mica un chilo. Vabbè, quelle che Scusa. restano le mangio poi io No, da sola. no, guarda, fanno male. Ecco, ne mettiamo giusto qualcuno. Fanno un odore veramente buono, perché queste sono olive già condite, quindi hanno l'olio, il peperoncino, il pepe nero. Poi leggevo nell'etichetta degli ingredienti anche un po' di aceto, quindi sono belle saporite, però
sappiamo che fanno un po' male. Intanto sopra E il poi video mettiamo c'è la già il mollica. link della ricetta con tutti Sì. gli ingredienti, tutte le fasi. Hai visto che bel colore ha preso questa mollica di pane? Diventata verde perché c'è il basilico ed è molto molto profumata. In effetti non è un male che sia rimasta così più grossolana, perché in forno può diventare croccantella, Quindi mi piace quest'idea. Adesso c'è più o meno tutto, però mettiamo anche l'olio. Ecco qua, così lo prende anche la mollica, l'olio, e poi viene bella gratinata in forno. A tal proposito, devo accendere ancora il forno. Ecco qua. Vabbè. E adesso mescolo così con le mani. Non vi impressionate, Le mani sono pulite. Giusto così per non sporcare una ciotola, perché a fine giornata sono abbastanza stanca, meno cose lavo e meglio è, che dite? Mescoliamo così, distribuiamo il sale, il pepe, l'origano e poi li mettiamo belli larghi larghi questi peperoni. Quando li trovo gialli preferisco fare questo contrasto di colore giallo-rosso, però li ho trovati gialli, quindi... Nunzia ci chiede, si possono fare anche le melanzane così? Melanzane ammollicate. Magari proviamo. Potremmo provare, non le ho fatte mai però, esattamente così. Rosanna invece... Potremmo fare sicuramente le zucchine si prestano di più. Ok, adesso... Rosanna invece scrive, Valentina assomiglia molto a nonna Carmela. Ma chissà come mai, davvero, eppure non... Sai, le persone che mi conoscono dal vivo non me l'hanno mai detto, mentre gli amici virtuali me lo dicono spesso, che notano questa somiglianza, e per fortuna vuol dire che non sono stata adottata come mi facevano credere quando ero piccola per farmi i dispetti le mie sorelle. Ah, che monelle. I dispetti delle sorelle più grandi. Ti abbiamo trovato, ti abbiamo adottato, ma... E allora, come procediamo? Quindi cosa abbiamo fatto? Li sto mettendo larghi larghi così possono Ma cuocere il forno bene. l'abbiamo acceso, accendiamo il forno. No, adesso devo un attimo lavarmi le mani e lo accendiamo, non ti preoccupare. Tanto ormai veramente mangiamo alle 10 stasera. Ma dai, in Sì. estate si mangia tardi. Se si esce, se si va al mare, si mangia tardi, Daniele. Ok, mi lavo le mani e arrivo. Allora, questa è la teglia. È già pronta, magari adesso facciamo un breve riepilogo per gli amici che si sono collegati, magari in un secondo momento. Allora, aspettiamo anche di conoscere Accendo il forno. cosa mangiate voi per cena. Ma hai schiacciato qualcosa? Ah, forse il bello della Mamma diretta. mia, mi sta venendo la paura, non si accende. È successo qualcosa? Il bello della diretta, dai. Oh mio Dio. Va bene. Spieghiamo ai nostri amici. Questa è una sorpresa che però Ora mi provvedo io ad accenderlo, dai. È successo qualcosa. Provvedo io ad accenderlo, vediamo un po'. Vabbè, Intanto... li metto su nel forno di nonna Ecco, Carmela, infatti. non succede niente. Beh, questo è veramente il bello della diretta, ma più che altro, sai, un forno così costoso non mi può mica abbandonare così, Intanto in estate lo utilizziamo poco, dai. Vabbè, per fortuna c'è su nonna Carmela e quindi andremo ad approfittare del Allora, suo... facciamo un riepilogo. Adesso Sì. l'ultimo passaggio. Metto comunque un po' di pangrattato secco, così asciuga meglio l'acquetta che adesso loro tendono a fare durante la cottura. Ecco qua, quindi pangrattato secco. E poi che facciamo? La buttiamo questa mollica che è rimasta? No, la mettiamo, diventa croccante adesso. Ovviamente a tavola non metteremo pane stasera, Daniele? Perché c'è già qui 150 grammi era il pane? 200? Sì, quasi 150. 150 grammi, la nostra razione giornaliera in teoria, quindi niente più pane per stasera. Quindi ricapitolando, erano 3 peperoni,
ho tritato 150 grammi di pane per fare questa mollica insieme a delle foglie di basilico e uno spicchio di aglio. Andiamo a condire direttamente in teglia i peperoni con sale, pepe nero, olio di oliva, la mollica, dei capperi, delle olive, dell'origano e in superficie possiamo mettere anche un po' di pangrattato. Io completo con un altro filino d'olio e si possono mettere già in forno, quindi praticamente in 5 minuti li abbiamo conditi e sono pronti per la cottura. Li mettiamo in forno 20 minuti, ce li dimentichiamo per un po' e poi abbiamo i nostri peperoni ammollicati alla siciliana pronti da portare a tavola. Devo dire tra l'altro che sono buoni anche freddi questi, non per forza caldi, quindi magari li possiamo cuocere anche durante la mattinata, quando di solito anche a casa c'è un po' più fresco in estate, visto che dobbiamo accendere il forno, e poi li possiamo gustare anche la sera. Ed ecco qui, adesso andiamo a disturbare nonna Carmela. Intanto ti arrivano i complimenti da parte di Lucia che pubblica tante ricette sul gruppo di Vio Mangiando, scrive brava Valentina, ti mando un bacione. Ciao. Lucia Liparodi? Sì, sì. Ciao. E allora, noi siamo pronti, quindi adesso ci resta solamente da capire se il forno funziona, dai, provvedo io più tardi, Adesso magari vi faremo sapere. sono veramente preoccupata, non era mai successo. Giuseppina ci scrive, li faccio anch'io così, ciao. Allora, salutiamo tutti gli amici. Peperoni ammollicati stasera, un po' di insalata di riso avanzata oggi e si va a cena perché siamo un po' stanchi oggi, quindi tutto veloce veloce. Ecco, magari più tardi in pagina postiamo la foto del risultato finale, perché Sì, tra poco mettiamo la foto, dai. Va Tanto bene. raccontateci se avete già cenato, se la vostra estate è iniziata, perché qui mare, niente, sembra un po' strano. Da siciliana non ho ancora visto il mare, se non Ma se sei stata passaggio. all'Isola delle Olie, scusa, questo è in pure questo vero. fine settimana. Però, vabbè, non vale così, dai, quello non conta. Non sei mai contenta? No, quello non conta, eravamo agli Isolioni comunque per lavoro. Allora, lancio un appello, aiutatemi a far capire a Daniele che il lavoro è una cosa e le vacanze, diciamo, sono un'altra cosa, perché c'è questo confine che non è ben definito tra le E due perché io cose. quando lavoro mi diverto e quindi sono in vacanza sempre. Ecco, lui mi paga così con questa risposta. No, fatelo capire anche voi, aiutatemi che non è così, per queste fidanzate, le compagne, le mogli ci vuole un po' di svago, eh? Quindi questi maschietti si devono impegnare un po' di più. Dai. Va bene, dai. Salutiamo Maria, salutiamo Salvo, salutiamo Frank, Claudia. Ci siamo pronti per andare a mettere la teglia in forno, non so in Alle quale. forno ancora non si Ecco sa. il risultato. Guarda, Prima se della sapevo, cottura. li mettevo in una teglia più piccola, li mettevo in friggitrice d'aria, a In saperlo effetti prima. non abbiamo mai provato la Perché si friggitrice. possono fare anche in friggitrice d'aria. D'altronde la chiamano friggitrice, ma è un piccolo fornetto. Spariamo questo mito, quindi si possono fare lì, a saperlo prima. Comunque dai, in qualche modo adesso li cuociamo, dai. Ok, buona Le cena a tutti, sorprese non allora finiscono mai. lasciate sempre un vostro commento e ci vediamo alla prossima live. Vi anticipo comunque che domani uscirà un video, una videoricetta veramente veramente bella con le melanzane. Vi aspetto domani mattina in pagina. Ciao ciao! Ciao, buona serata!